La Polizia di Stato di Frosinone ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale Civile e Penale di Roma, con il quale è stata disposta l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di 10 persone appartenenti ad una famiglia rom di Sora. Nello stesso decreto è stata anche prescritta la confisca dei beni mobili ed immobili già sottoposti a sequestro di prevenzione nello scorso mese di novembre, appartenenti alla stessa famiglia e a terzi che ne avevano la disponibilità. Gli stessi erano già stati coinvolti nell'operazione Ultima Corsa nel mese di settembre 2022. La richiesta di applicazione delle misure personali e patrimoniali nasce dall'esito delle indagini svolte dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine e dalla squadra mobile di Frosinone, tese a contrastare l'accumulo di beni da parte di due gruppi criminali operanti nella città di Sora e nei comuni limitrofi, coinvolti in varie attività criminali, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti e l'usura. Gli elevati introiti ricavati dall'attività di spaccio, oltre ad essere reinvestiti nell'acquisto di partite di droga, venivano utilizzati per effettuare prestiti usurai in favore di piccoli imprenditori locali che versavano in evidente stato di difficoltà economica. Le persone coinvolte, pur non avendo esercitato alcuna attività lavorativa regolare, nel corso degli anni hanno costruito sul territorio sorano ville e manufatti illeciti. Molti di loro risultavano nullatenenti, ma mostravano un tenore di vita ben al di sopra delle loro disponibilità economiche, sfoggiando orologi e macchine di lusso, acquistati grazie ai proventi di attività delittuose. Sono stati confiscati beni per oltre 1,5 milioni di euro, in particolare 7 fabbricati, 10 terreni, 21 veicoli, 32 monili in metallo prezioso, di cui 5 orologi, disponibilità finanziarie e bancarie riconducibili ai soggetti proposti per un totale di circa 80.000 euro, assegni post datati per un valore di 2.200 euro e denaro in contante per un valore di circa 8.000 euro. La misura è stata eseguita dal personale della divisione anticrimine, della squadra mobile e del gabinetto provinciale della polizia scientifica della questura di Frosinone, coadiuvato dal personale dei commissariati distaccati della provincia con equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio. Questa è la conferma che il duro lavoro paga e dopo l'operazione Ultima Corsa del settembre 2022, dove sono state eseguite numerosissime misure cautelari nei confronti di appartenenti all'etnia Rom in località Sora, noi abbiamo proceduto con la notifica di 10 provvedimenti di misure di prevenzione sia reali che personali nei confronti dei medesimi soggetti. Quindi non solo l'esecuzione di attività operative che hanno portato alla consegna in carcere di alcuni di loro, ma si è proceduto ulteriormente con attività di misure di prevenzione, ad esempio la sorveglianza speciale irrogata proprio a 10 di loro e inoltre la confisca di numerosissimo materiale e immobili per un valore totale di circa 1.500.000 euro, compreso gioielli, autoveicoli e immobili in loro possesso, provento di attività delittuose nell'ambito dello stupefacenti e dell'usura. Togliere l'alimentazione alla delinquenza, togliere gli alimenti alla delinquenza, quindi il denaro, limitando anche il movimento di questi soggetti è la carta vincente che noi utilizziamo.